Un grande appuntamento che vedrà coinvolta la cittadinanza di Castelnuovo del Garda per tutta la giornata di domenica 25 febbraio, anzi i tanti che ci seguono vi dico partecipate perché è una sfilata molto bella, lunga, con tanti gruppi di maschere storiche sia che provenienti dalla provincia di Verona ma anche della città di Verona e tanti carri. Sarà una giornata poi, come avete potuto sentire prima, interessata da tanti avvenimenti e eventi correlati alla sfilata e siamo giunti ad oggi con un programma di manifestazioni e eventi sia sociali sia sportivi che ci hanno preparati a questa sfilata di domenica. Ricordiamoci tanti volontari che prestano il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie capacità proprio per permettere queste manifestazioni. L'importanza della sicurezza, l'importanza del coinvolgimento in sicurezza dei tanti partecipanti, l'abbiamo detto prima, è fondamentale, ma abbiamo la Proloco con i loro volontari che si occuperanno anche della parte alimentare e degustativa, abbiamo la Protezione Civile, i Carabinieri in congedo e tante altre associazioni che tutte insieme, ognuno per il proprio compito, riescono a darci la garanzia di un evento svolto in piena sicurezza. Altra cosa importante da dire è quella che comunque sia arriviamo al 19° anno, quindi c'è un gruppo consolidato che con esperienza ha saputo negli anni evolversi e soprattutto proporre sempre iniziative nuove e ampliarle negli anni. Domenica ci sarà un grandissimo evento a Castelnuovo del Garda, ci attendiamo migliaia di persone che vengono nel nostro paese, li accoglieremo a braccia aperte per festeggiare, quindi gioia, spensieratezza, tantissime risate e felicità soprattutto dei bambini che aspettano con ansia questo giorno per vestirsi in maschera e anche un'occasione per Castelnuovo del Garda per farsi conoscere dai turisti e anche da chi proviene dai comuni vicini. Ecco. Allora partiamo la mattina rinnovando il gemellaggio con Crescentino, quindi sarà un momento istituzionale, poi dalle 14 in poi ci sarà la grande sfilata per le vie del paese con l'arrivo nella piazza principale e lì ci sarà grande festa, musica, balli, momento di stare insieme e divertimento a più non posso, quindi vi aspettiamo a Castelnuovo del Garda. Il Carnevale di Castelnuovo è uno dei più grandi, il più grande è il Lago di Garda e uno dei più importanti della provincia di Verona. Le dimensioni sono importanti perché coinvolge non solo tantissime associazioni e tantissime attività del nostro territorio, ma richiama nel nostro territorio visitatori e turisti. Tra l'altro questa manifestazione cade il 25 febbraio, quindi proprio all'inizio della stagione turistica e richiama turisti che provengono da tantissime altre province e altre regioni. Quindi le dimensioni e l'importanza della nostra sfilata sono molto importanti. Tra l'altro il Carnevale di Castelnuovo ha una durata giornaliera, quindi al mattino comincia un sacco di attività legate alle mostre fotografiche, ad attività per giovani e per bambini, per poi ovviamente la nostra grandissima sfilata con 15 carri allegorici e circa 40 gruppi e associazioni di Carnevale, quindi le dimensioni sono veramente importanti.